La regione Friuli-Venezia Giulia in questo momento è la peggior regione italiana per i numeri del Covid e della pandemia. Rischiamo di nuovo di vedere piombare il nostro territorio in zona gialla e ovviamente quindi guardiamo con favore alle forti prese di posizione del Presidente Fedriga, del Sindaco di Trieste e di Piazza, che ovviamente e sicuramente casualmente sono state fatte una settimana dopo le elezioni, ma chiediamo finalmente che la posizione rimanga la stessa per almeno 15 giorni, che ci sia coerenza, che ci siano messaggi chiari ai cittadini e che si operi per contenere la pandemia e per mettere in grado il nostro sistema sanitario, il nostro sistema di tracciamento, di dare risposte ai cittadini. Perché, guardate, siamo tutti uniti contro il Covid. Nessuno di noi vuole ulteriori chiusure, ma io non posso dimenticare le polemiche contro il Green Pass fino a pochi giorni prima delle elezioni, la Lega che sbraitava contro uno strumento coercitivo, Fratelli d'Italia che ancora oggi lo ritiene uno strumento sbagliato. Non si può gridare all'attentato alla democrazia un giorno per il Green Pass e il giorno dopo dire addirittura che chi non è vaccinato deve rimanere a casa. Io sono per trovare le misure migliori, ma ai cittadini dobbiamo prima di tutto chiarezza, coerenza e messaggi che siano comprensibili e che gli diano sicurezza e che evitino lacerazioni all'interno della nostra società. Questo in Regione non è avvenuto. Trieste è stata capitale europea della scienza. Qualcuno comincerà a chiedersi come mai è diventata la capitale italiana dei Novax? È una casualità? È solo un fenomeno sociologico o forse i messaggi che in questa regione sono stati dati in tutti questi mesi in qualche maniera hanno contribuito anche loro a non far avere una posizione chiara, a creare paure nei cittadini e in qualche maniera a stimolare posizioni contro il vaccino e contro il Green Pass. Potrei fare un elenco molto lungo di polemiche contro le chiusure, di manifestazioni di piazza fatte dal Presidente Fedriga contro le misure del Ministro Speranza, rispetto alla contrarietà al Green Pass delle forze di centrodestra. Potrei dire che le nostre figure apicali della sanità, diversamente da quelle delle altre regioni, non si sono certo espresse con chiarezza per il vaccino e chiedendo ai nostri cittadini di vaccinarsi. Io penso che oggi, se vogliamo ripartire, lo chiedo a questa maggioranza regionale e al Presidente Fedriga, per una volta non si cambi posizione ogni 15 giorni a seconda delle convenienze elettorali del consenso e si diano messaggi chiari, coerenti ai cittadini.